dire anche il momento di un perché ho detto momento, voglio dire il momento, però voglio dire anche il momento di un momento più intimo, di un momento che più raccolto. Vuol dire che il nostro organista, nel senso che sei un organo, lo stiamo precisare, il cuore, è un momento preghiera. Oh! Ragazzi, grazie Signore. E c'è 21 sconi. È l'ora che viene avremo sete. Oh, ma che versione dolcissima, Luca! Facciamo adesso un tiramisù. Signorina Barbara del bar. Tanto mi domando, Barbara del bar, se te avessi lavorato su un caffè, ti saresti chiamata? No. Adesso, non si passi? Caffè, caffè. No, niente, non si passi a dire questo. No, visto che ti sia il bar e visto che mi ha detto da dedicare però che a volte che era io Gesù che ha detto chi volete uccidere, Barbara o Gesù? Barbara. Sai che siamo sul filo del rasoio con queste battute qua? Sì. Boh. Lei in fondo fa segno che o che ormai è ricce o che non gli sente, quindi o ti tacchi le casse. Ammesso che non sia cassa da morto perché poi. Matteo, Mattina ti fai tua barba. La Barbara? Ma te sai che mica aveva un compagno di classe medie che gli era PA come lui. È che va e guanci come su destra. Guarda che quanto sono capire che roba che è incredibile. Guarda che parterre. Veramente. No, esistono infatti so punk, no parterre. Secondo me, io ho fatto qualcosa. No, il canese parterre. No, io ho fatto un dispetto a quello del service, perché aveva puntato proprio i luci su. Perché seria tanto più basse, però facendo manco un poco di rispetto. Ti cosa ridi tu da Drio, ti stiamo a peso e loro. C'è le là che ride. Perché lui non si pea, lui già sono stempiato. Ma Dio. Chi sveglia? No, ma l'hai visto che è colonnato come San Pietro? Comunque ieri devo dire che mi ho un compagno di classe delle medie che era non dia un peo di barba, però pensa uomo tutti i giorni a ricreazione e si rasava con rasoio ma secco e c'è il gatto 30 anni, 32 come me, insomma il gatto ha barba, mi penso che si chiama pentio perché se mi sta una barba no, mi penso che neanche col decespugliatore si era no, caro, almeno voglio far nome, si chiama Vincenzo Cosimato. Non sarà mia Cosimato da farsi la barba al secco. Barbara, puoi solo sentarti un attimo là? Sì, stai era bella. Barbara mi ha scritto che ti sei diventando un po' più vecchia ieri, ma non così vecchia. Dio veda come che ti sia alzata, insomma. Guarda qui. Dimmi la verità, adesso mi dice. Sono scenetta proprio da Grester, forte. Ma stai mai sul serio? Ah, ma io già parlo sopra. Aspetta, no, mi voglio fare una domanda a Barbara. Barbara so che non si domanda mai l'età della signora. Quando è che hanno sito? Però Barbara, se sei felice tu lo sai, batti le mani.
ma stato che mica aveva anche mia cugina che si chiamava Claudia. Comunque, ieri a Barbara compio gli anni, quindi se andai al bar dici, guarda, Barbara mi ha detto che mi paga da beva, vai tranquillo. Beh, ora ti facciamo gli auguri, ti sei veneziana, altri difetti? Vabbè dai, Barbara, visto che sei veneziana e mica appena parlare di veneziani, facciamo una canzone che se quei mazzolini dei fiori. Paura, eh?